gli ampi spazi verdi che erano utilizzati a Prato fino adesso avranno una natura sportiva, quindi un indirizzo sportivo per dar sfogo ai nostri atleti vicentini. Due caratteristiche principali: una, il recupero dei parcheggi per funzionalità dell'area, e due aree specifiche, una per la mountain bike e una per la Spartan Race, tutte attrezzature in legno e semovibili, in piena sintonia e in accordo con la sovrintendenza e con i vincoli che ci sono nell'area. In più troveremo una batteria di servizi al servizio degli atleti, quindi spogliatoi, docce e aree comuni. Un progetto finanziato con 200.000 euro dei fondi del PNRR dedicati alle infrastrutture sociali per famiglie, comunità e terzo settore. La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per rendere il parco della ex colonia Bedina Aldighieri attrattivo e polifunzionale per attività di svago, ludiche e sportive nel quartiere di Gogna. Saranno realizzati 110 posti auto green per poter godere delle attività sportive che verranno promosse a ridosso della collina e nell'area boschiva. I percorsi per mountain bike saranno utili anche per una proposta atletica in chiave turistica. È un punto di partenza per creare poi percorsi ciclonaturalistici su tutti i colli da poter dare ai cittadini e ai turisti con visuali mai provate sui nostri colli, perché è uno spazio bellissimo che va valorizzato sia a livello sportivo ma soprattutto a livello turistico. I tempi di consegna, i lavori, cosa avete? Verso la fine primavera all'inizio dei lavori per poi concludersi in 4-5 mesi. Ovvio, se le gare lo permetteranno si partirà anche prima.